4 luglio 2026, siamo a Misurina, in partenza per il Corno d'Angolo e le pale di Misurina, qui davanti a noi. Direzione Forcella Popena. Deviazione, prendiamo il sentiero CAI 224B verso la Forcella de Popena. Di qua a destra invece l'itinerario che abbiamo già fatto verso la Forcella Palle di Misurina. Davanti a noi le 3 cime al cospetto delle pale di Misurina. E adesso però siamo addirittura d'arrivo ad una sorpresa che necessita di una ravanata tra mughi e pietre e vediamo se riusciamo a trovare questa chicca. E in corrispondenza della segnaletica CAI, come giustamente detto dal mio amico Marco, si vede la sorpresa di giornata ed è proprio lì. E vediamo se si riesce a dare un indizio. Eccolo lì, c'è una puntina di rosso e adesso ci aspetta questa bella ravanata da qui a lì. Ghiaione agevole con pseudo traccia anche presente. Ci siamo molto vicini alla sorpresa, si vede già, ma ve la faccio vedere all'ultimo. Questa è la piantagione di mughi di riferimento, ma è molto chiaro perché c'è questo sentieretto che si vede sul ghiaione e si sale tranquillamente. Anzi, e qua ce n'è un altro anche, che si può scendere di qua dopo. Va bene, però bando alle ciance, ecco la sorpresa di giornata. Cippo storico del 1753. A destra Repubblica della Serenissima l'Italia, a sinistra l'effigie austro-ungarica. Uno spettacolo. Dalle stele Cippo storico che è qui, prendiamo adesso l'altra via attraverso questa cengetta dove vedete Tommaso sta arrivando, per ricongiungerci di fatto al sentiero CAI e chiudere di fatto l'anello del ritrovamento storico. Spettacolo. L'arrivo in Forcella Popena è attraverso un sentiero abbastanza esile e
franato in diversi punti, molto bello, infatti è un puntinato rosso del CAI, veramente caratteristico. Me lo ricordavo tenuto meglio, però di fatto sono passati più di 3 anni dall'ultima volta che l'ho fatto e qui è tutto una frana continua purtroppo, quindi sentieri qua in montagna e soprattutto nelle Dolomiti nostre è sempre un'incognita anno dopo anno. Eccolo qui il sentiero con il ponticello in legno che ricordavo, questo è il vecchio e questo invece è il ponticello nuovo fatto. Ed ecco l'ex rifugio Popena, lì in fondo. E siamo arrivati in Forcella, quasi. Ultimo ponticello. Una volta il sentiero passava da qua, però di fatto adesso è franato inesorabilmente. E però ci regala adesso queste terrazze naturali, un po' artificiali, bisogna dire, però stupende. E noi seguiremo quei signori per arrivare in cima al Corno d'Angolo. Tentiamo almeno di arrivare in cima al Corno d'Angolo. E qui siamo in Forcella Popena, con un bel vento fresco. E qui la via che abbiamo fatto con Diego 3 anni fa, abbiamo percorso quel ghiaione, risalito quel costone erboso e poi dietro di là per sbucare sui campanili di Valpopena Alta e scendere poi nella Valpopena alle basi del Cristallino di Misurina. Ecco la Valpopena, questo è l'ex rifugio Popena di Roccato, davanti a noi le pale di Misurina. Questa è la via che abbiamo fatto adesso in salita, dove vedete quel signore che sta scendendo. Non ritorneremo noi da lì, cercheremo di fare un anello e adesso procediamo. E che spettacolo!
un arco naturale nella roccia. Che spettacolo! Siamo ridiscesi all'ex rifugio Popena, perché di fatto questo qui a fianco, questo dosso, questo colle è comunque una postazione panoramica e basta, non è il corno d'angolo e bisogna scendere in Val Popena per poi risalire per andare sul corno d'angolo. E quindi adesso scendiamo in Val Popena e proviamo a risalire, vediamo fin dove riusciamo ad arrivare. Risalendo la Val Popena e ci stiamo per avvicinare ai piedi del corno d'angolo. Lasciamo i piedi del corno d'angolo, siamo arrivati fino alla torretta lì, alla guglia solitaria, veramente uno spettacolo perché si è a dirupo sulla valle sottostante ed è un punto che secondo me durerà poco perché le piogge lo porteranno via a breve. Scendendo, anzi da lì, dalla guglia, Tommaso ha visto col suo occhio una lapide, anche questa forse un cipo storico, che si raggiunge seguendo il sentiero di costa. Qui c'è un omino e secondo me arrivando dentro lì si ha il passaggio, è molto semplice però da solo non me la sono rischiata di farlo, si arriva su un'insellatura, su un pianoro dove c'è questo cippo storico con delle iscrizioni, con delle incisioni da ricordare questa deviazione qui per la prossima avventura. Seguendo il sentiero in costa ritorniamo verso l'ex rifugio Popena e la relativa Val Popena per puntare alla forcella delle pale di Misurina e compiere così un anello. Abbiamo raggiunto il sentiero CAI 222 e adesso andiamo in direzione Forcella Pale di Misurina. Le pale di Misurina sono queste cime qui, tutte queste cime che creano questa cresta divisoria tra la Val Popena e Misurina. E di fronte a noi, che non le ho mai nominate ancora nella giornata di oggi, le 3 cime di Lavaredo. Davanti a noi il cristallino di Misurina, dove è evidente la via normale per la salita. Il Monte Piana, questo cucuzzolo basso e verdeggiante,
dietro il Monte Rudo, la Torre dei Scarperi, quel ammasso isolato che spunta, alle sue spalle la cima, la punta dei Tre Scarperi. E qui il sentiero che stiamo finendo di percorrere per raggiungere la forcella delle Pale di Misurina, che sono queste. Siamo proprio ai piedi di questi bastioni, di queste pale dolomitiche di Misurina. E comunque bellissima cengetta anche qui, quindi arrivo alla forcella Pale di Misurina, che non è scontata, è molto divertente, però non banale. Prestare attenzione insomma per questi brevissimi tratti, però non è una passeggiata, ecco. .360 dalla forcella Pale di Misurina, davanti a noi il Piz Popena, lì su, qui le Pale di Misurina, qui abbiamo lì in fondo il Civetta, che si vede una puntina, poi si ha il Sorapis, lì l'Antelao, queste Cime Bayon, e si arriva così al Col de Varda con i Cadini di Misurina, lì in fondo le Tre Cime di Lavaredo, c'è un vento incredibile in forcella, qui il Monte Popena, diverso dal Piz Popena, il Monte Piana, dietro il Monte Rudo Rautkofel, qui ci sono le cime, siamo nella parte della Val di Landro e ci sono le vette austriache lì in fondo, e qui davanti a noi il mitico cristallino di Misurina e poi i campanili della Val Popena Alta. E davanti a noi lo spettacolare lago di Misurina ai piedi dei Cadini di Misurina. Ed eccoci di ritorno a Malgam Misurina, che è aperta, finalmente ha riaperto evidentemente, e ci aspetta ovviamente una bella birrozza. Ed eccoci di ritorno dall'avventura. Abbiamo fatto questa esplorazione delle Pale di Misurina, con anche ricognizione per la salita prossima al Corno d'Angolo e il riconoscimento di un cippo storico che abbiamo visto, appunto quello che avete visto all'inizio, ma ce ne sono altri due da scoprire in quelle pareti, quindi sicuramente è stata un'avventura esplorativa per la prossima avventura completa, ecco, diciamo così. Grazie mille Tommaso. Grazie a te Paolo. E alla prossima avventura.